sacchi così a macchina e alla scuola che sta formando i nostri figli e di conseguenza la società futura, dove bisogna investire in un... Emanuele e Mauro sono morti all'interno di una parte ma sono morti di abbandono sociale. Mai e mai più qua Mira, che è sempre stata vicina agli altri. Eccolo, mi sentite? Grazie a tutti e grazie dell'accoglienza, sono giornate molto intense. Mi sono presa un impegno con i veneti, è stato un impegno che all'inizio mi sembrava impossibile da portare avanti, quello di visitare i 579 comuni e invece ce la stiamo facendo insieme. È dura, è stata molto, molto dura, sono stati 4 mesi molto impegnativi in cui non ci sono stati né sabati né domeniche. Noi meritiamo di più, meritiamo una classe dirigente politica che sia alla nostra altezza, perché deve finire il tempo di questa rappresentazione caricaturale di noi veneti per cui siamo chiusi, egoisti, rintanati nelle nostre case, poco disponibili ad aprirci ed accogliere. Noi non siamo così, siamo molto molto meglio, noi siamo un popolo di gente generosa. E mai come oggi avverto un pericolo, quello di una frattura. Già è profonda la frattura che la politica ha determinato nei confronti dei cittadini, quindi questa lontananza tra istituzioni e territorio. Io l'ho avvertita, me la sono caricata sulle spalle, ho cercato di caricarmi la delusione dei veneti e delle venete, i tanti problemi che ci sono in questa regione, nonostante la rappresentazione da favola di Luca Zaia che non corrisponde affatto alla realtà. Lo certificano e lo testimoniano gli ospedalieri, i medici che lavorano dentro l'ospedale, che solo ieri mi hanno detto che allo IOV, che è l'Istituto Oncologico Veneto, per le radioterapie, per i malati di tumore, ormai le liste d'attesa non si contano più, perché si pesano da quanti sono. Una mammografia in media si aspettano 12 mesi, ma se ho 200 euro nello stesso ospedale, con lo stesso medico, il giorno dopo io ho la visita. Questa non è una sanità diritto, questa è una sanità privilegio. Dobbiamo puntare a un'occupazione che sia stabile e quindi contratti a tempo indeterminato. È la ragione per la quale io promuoverò, se toccherà a me, un incentivo ulteriore alle aziende che assumeranno giovani con un ulteriore incentivo di 6.000 euro, di modo che lo sgravio fiscale sia per il triennio di 30.000 euro. Avvieremo la proposta sullo stop dei tirocini gratuiti. Oggi un ragazzo laureato in legge, in economia, in architettura, che vuole avviare la libera professione deve fare tra i 18 e i 24 mesi uno studio professionale con 0 contratto e 0 euro. È evidente che non possiamo non pensare al tema della tutela idrogeologica, la tutela ambientale, che è strettamente connessa al sistema urbanistico, e quindi avvieremo le opere urgenti, visto che Luca Zaia è stato incapace di farlo nei prossimi anni, con un'attenzione particolare alla montagna e quindi alla cura, alla manutenzione delle zone di montagna che sono state totalmente abbandonate, cambiando anche la dirigenza della sanità, che in questi anni ha distrutto, ha aumentato i costi e ha creato un senso di sfiducia e di mortificazione dei medici, che vanno ascoltati, con i quali va pianificata insieme agli infermieri e agli operatori sanitari la nuova riorganizzazione sanitaria. Per sbloccare il turnover delle assunzioni è da 7 anni che non assumono più medici, infermieri, e una donna che rimane incinta nell'ambito della sanità, dottoressa o infermiera che sia, si vergogna di essere rimasta incinta, perché sa che non verrà sostituita e che tutto il suo lavoro, il carico del suo lavoro ricadrà sulle spalle dei suoi colleghi. Avremo 10 centri antidiscriminazioni e quindi antiviolenza, sul bullismo, sui bambini ovviamente maltrattati. L'obiettivo è talmente alto che poi delle cose discuteremo insieme. L'importante è che ci sia dopo un ventennio un cambio radicale di questa politica, di cui, voglio dire, ne abbiamo tutti le tasche piene, perché non ci sentiamo più rappresentati. È ora di smetterla con questa rappresentazione, come vi dicevo prima. Adesso io resto qui, ascolto le vostre domande e poi risponderò. Grazie.